È una situazione assolutamente in remissione totale, nel senso che abbiamo un'incidenza che è sotto gli 11 casi ogni 100.000 abitanti alla settimana. Ore 13, mentre il governatore Zaia sta inaugurando la nuova sede del SUEM 118 provinciale nella sede dell'ex seminario a Vicenza, la regione aggiorna i dati sulla campagna vaccinale in tempo reale. 2.436.149 veneti hanno già ricevuto almeno la prima dose, 3 milioni e mezzo i vaccini somministrati tra prima e seconda dose, insomma almeno un veneto su due ha iniziato il percorso vaccinale. Cala drasticamente l'occupazione negli ospedali, sia terapie intensive che ovviamente area non critica, e siamo arrivati ormai a circa un 2% di occupazione. Considerate che il limite da area rossa è il 40%, noi siamo al 2%. Il trend in progressivo miglioramento è con un indice di trasmissibilità del virus allo 0,67%, proprio nel giorno in cui diventa realtà, con la firma del decreto di ieri, la possibilità di tornare a muoversi liberamente in Europa se provvisti di Green Pass a partire dal 1° luglio. Lo dissi ancora, penso, ad aprile dell'anno scorso, 2020, e parlai di passaporto sanitario, sembrava quasi una roba da dittatura. La verità è che se vogliamo circolare abbiamo bisogno di un certificato. I veneti ce l'hanno già. Mentre per chi arriva dal Regno Unito, il ministro Speranza firma un'ordinanza che indica una quarantena di 5 giorni più tampone per proteggere il paese dalla variante Delta, che in Gran Bretagna sta già facendo impennare i contagi. Mascherina, una partita che il presidente Zaia dà chiusa già per il mese di luglio. Non possiamo arrivare a Ferragosto. Immagino che con luglio questa sia un'altra delle partite risolte.